Asiago si è risvegliata così oggi, un paesaggio da fiaba con la neve caduta dalla notte sull'intero altopiano. Il soffice manto bianco è una manna per gli operatori del settore turistico in vista dell'avvio della stagione invernale e soprattutto del ponte dell'8 dicembre. Sono molte le piste sia per lo sci nordico che lo sci alpino attrezzate e attive che grazie anche a questa abbondante nevicata in quota permetterà l'apertura anticipata della stagione invernale. Questa è l'area sci di Campomulo, uno dei centri per lo sci nordico più grandi d'Europa. Imbiancato anche Gallio con la neve che nella notte ha ricoperto il paese. Fiocchi bianchi pure sul massiccio del Grappa fino a bassa quota. Qui siamo in località Costalunga sul massiccio del Grappa a quota 800 metri ed è da circa questa mattina alle 5 quando è iniziato a nevicare ed ora la situazione è esattamente questa qui. La neve non ha creato particolari problemi alla viabilità, questa è la statale Valsugana, nessun disagio, strada pulita e traffico scorrevole. Da segnalare però sull'altopiano un mezzo pesante che scendendo dal Monte Verena ha perso le catene finendo di traverso sulla carreggiata. Ma il meteo per le prossime ore prevede l'arrivo della pioggia. Il libeccio inizierà a soffiare forte, lo zero termico si innalzerà velocissimamente a quote molto elevate e quindi la pioggia prenderà il sopravvento sulla neve. Poi da sabato affluirà di nuovo aria fredda, quindi avremo sempre maltempo con quota neve però in repentino abbassamento, fino ad imbiancare di nuovo molto probabilmente le zone fin verso i 800.000 metri.